Quarta corsa della serata, il premio Animal Garden di Corbar Raffaele di Cesena. È una dotazione di 6.600 euro ed è una corsa riservata a cavalli europei di 3 anni, non vincitori di 2.000 euro, da 2.000 a 8.000 euro in carriera. Una corsa sui 1.660 metri, partenza con l'autostart. I cavalli sono tutti più o meno raccolti dietro alla macchina che li sta aspettando. 2 secondi alla fine del countdown e ora si accendono le luci e i cavalli si appresteranno ad allinearsi per la partenza. 9 partenti, il numero 3 però è ritirato dell'ultimo oro, Incanto Black, con Tommaso Gambino che non sarà quindi della partita. Andiamo a leggere il campo rimasto. Il numero 1 Irma Jump, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, il numero 2 Impeto Bello, Antonio Di Nardo. Quindi si passa al numero 4 di Island degli Ulivi con Alberto Garruto, il numero 5 Indiana Vic, Roberto Vecchione, il 6 Natural Fro con Giovanni Nuvoletta, il numero 7 in seconda fila è in gol Gennaro Pacileo, 8 inserito DL Vincenzo Longo, il 9 Impeto Black con Davide Angeletti. La macchina ha raccolto i cavalli, 5 della prima fila, quelli in seconda sono un po' più discosti, soprattutto ce n'è uno che non ha preso bene il via, il numero 4 di Island degli Ulivi. La macchina stacca e parte la corsa, il più veloce sembra Impeto Bello, prova a difendere la corda Irma Jump che riesce numero 5 Indiana Vic squalificato, numero 7 in gol squalificato, che rimane in seconda posizione. Dietro di loro si è già inserito dal numero 6 Natural Fro, se la dà subito un po' a gambe per eccesso di entusiasmo Irma Jump che passa in 14,6 i primi 200 metri e prende quelle 4 lunghezze di vantaggio che lo distanziano dal numero 2 di Impeto Bello e poi il numero 6 di Natural Fro. Ci sono state già parecchie rotture e infatti il gruppo si è particolarmente sgranato. 15,2 la seconda frazione, 29,8 i complessivi primi 400 metri e proprio corre per fatti propri Irma Jump. VP dell'Annunziato non cerca di rallentare l'andatura, stiamo andando sul piede dell'1,14 e mezzo, ora si sta provando a rallentare, 15,9 infatti è la curva e quando il leader incomincia a rallentare gli altri si riavvicinano. Segue in seconda posizione le 2 di Impeto Bello, poi il numero 6 di Natural Fro e poi col numero 8 inserito di L che non attende, si passa agli 800 metri in 1,1 e Vincenzo Longo con inserito di L quando si entra nella penultima curva si mette a destra di Impeto Bello e provano insieme a provare a recuperare quella distanza che sta diminuendo rispetto al leader Irma Jump. Siamo passati il chilometro in 1,16,2 e Vincenzo Piscoglio dell'Annunziato ora dovrà richiedere maggiore impegno al proprio allievo perché è arrivato inserito di L che è alla sua destra. La curva delle scuderie con il parziale di 200 metri in 14,5 prova a creare un'ulteriore difesa del leader che però sembra un po' stanco e sembra muoversi molto meglio alla sua destra inserito di L che ora lo copre quasi completamente. Dietro di loro a destra c'è il numero 2 di Impeto Bello e il numero 6 all'interno di Natural Fro, entrambi in retta d'arrivo. È un arrivo che vede davanti a tutti a questo momento inserito di L che deve difendersi da Impeto Bello. È un arrivo a 2 tra il numero 8 e il numero 2 ed è inserito di L. Vincenzo Longo precede Impeto Bello, Antonio Di Nardo. Al terzo posto Irma Jump che aveva condotto 1,15,4 la media chilometrica, 2,5,2 è il complessivo. Raddoppio in serata per Vincenzo Longo che vince questa corsa con inserito di Ello per il training di Gennaro Casillo, quindi si porta a casa questo quarto evento della serata, questo maschio di 3 anni di Noè Dasolo, quindi primo il numero 8, secondo il numero 2, terzo il numero 1, a seguire il numero 6 e il numero 9 a chiudere il racconto di questa corsa.